Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, siamo a Portoviro, Piazza della Repubblica, siamo nel villaggio di Natale e siamo con il vice sindaco Thomas Giaccon e naturalmente chiediamo al vice sindaco come sta andando questa grandissima piazza così ben congeniata per Natale. Buongiorno a tutti intanto e grazie a Rovigo in diretta, grazie a te Leandro. Diciamo che sta andando molto bene. Se facciamo un bilancio delle attività svolte e di quanto fatto da luglio fino ad oggi siamo molto contenti e soddisfatti. Con questo villaggio di Natale avete sicuramente preso un sacco di complimenti da tutti i cittadini del Polesine. Questa mattina le scuole sono chiuse, sono veramente decine i ragazzi che stanno patinando già in questa mattinata. C'è da dire che comunque i cittadini rispondono benissimo a tutte le manifestazioni che voi organizzate. Sì, è una città che aveva sicuramente voglia di qualcosa di nuovo, voglia di ripartire. E quindi di fatto noi ci siamo prodigati fin dall'inizio per fare tutto questo, insomma. Tante le cose che avete organizzato, e le luminarie, e la pista di ghiaccio che vediamo dietro di lei, tantissime altre cose, per giunta anche il trenino. Allora, il trenino è stata un'idea che ci è venuta un giorno così per caso, ragionando insieme ad un imprenditore locale, si è proposto di finanziare tutta l'attività del trenino, quindi 3 giorni che si è messo a disposizione e noi naturalmente abbiamo accettato molto volentieri, insomma. Quindi è stata un'attività in più che si è messa a disposizione di tutto il contesto natalizio che è andato a soddisfare diciamo, le esigenze non solo dei cittadini ma soprattutto la gioia dei bambini, ecco. Oltre al divertimento è stato sicuramente un'occasione per far conoscere Portoviro, le tante persone che sono venute a vedere il villaggio e la pista di pattinaggio eccetera, quindi un ritorno anche importante dal punto di vista dell'immagine della vostra città. Un successo perché la risposta degli operatori, principalmente i locali, è stata positiva. Abbiamo dato la possibilità a tutti quelli che volevano mettersi in mostra con le proprie attività, con i propri hobby, di farlo, ma soprattutto abbiamo dato la possibilità alla nostra città di mettersi in mostra non solo alla provincia di Rovigo, ma devo dire a tutte le province limitrofe. Dirò di più che ieri io e il sindaco siamo stati a visitare e a ringraziare l'amministrazione comunale di Auronzo e anche loro ci hanno chiesto per il prossimo anno di avere la possibilità di pubblicizzare il proprio territorio e i propri eventi in una casetta per il prossimo anno nel nostro mercatino di Natale. Quindi è iniziata una bella collaborazione e quindi nel prossimo anno avremo anche altri comuni che verranno ad esporre i propri prodotti e il proprio territorio all'interno del nostro mercatino e della nostra città. Facendo un bilancio di questi primi 6-7 mesi della vostra amministrazione e conoscendo appunto il vostro cronoprogramma, c'è da dire che siete riusciti a rispettare tutti gli obiettivi che avevate all'inizio. Ricordo il Ponte Gramignara e naturalmente parliamo adesso della piscina. Com'è la situazione della piscina visto che avete annunciato che fra poco riuscirete a riaprirla? Sì, abbiamo sicuramente raggiunto quasi tutti gli obiettivi iniziali prefissati. Poi naturalmente strada facendo nascono degli inconvenienti, delle difficoltà che bisogna affrontare subito e quindi magari rallentiamo un po' quanto stabilito da programma per affrontare le cose imminenti, insomma. Per quanto riguarda la piscina abbiamo fatto sicuramente il primo passo molto importante, la burocrazia e tutto quello che ci corre dietro ci ha un po' rallentato, però da oggi noi siamo di fatto possessori della piscina, abbiamo le chiavi e già dalla prossima settimana insieme agli uffici inizieremo a fare delle valutazioni tecniche ma soprattutto di interventi dal punto di vista di impiantistica, di manutenzione ordinaria e anche straordinaria per riuscire a riaprire la piscina nel più breve tempo possibile. A questo punto mancano solo gli auguri. Faccio gli auguri di Natale naturalmente a tutti gli spettatori ma soprattutto ai cittadini di Portoviro che con la loro presenza e le loro risposte ai loro commenti hanno fatto sì che questo Natale fosse speciale e hanno di fatto ringraziato l'amministrazione comunale per l'attività e per come si è mossa in questi primi 6 mesi. Un ringraziamento personale va naturalmente al mio sindaco e a tutta la squadra che naturalmente ci ha aiutato a raggiungere ognuno nelle sue competenze, per le proprie competenze e le proprie attività, gli obiettivi che fino ad oggi abbiamo raggiunto. Quindi un grazie a tutti da parte mia e buon Natale e buone feste a tutti.